Che cos'è l'atto missionario? L'atto missionario è un momento forte di catechesi e questa catechesi consiste in 3 punti. Il primo, la spiegazione dei comandamenti. Il secondo, la controversia, dove si parla di un tema di attualità o di apologetica, dove si fanno delle domande e risposte. E infine, per terza cosa, c'è il sermone missionario, che è la parte più importante dell'atto missionario. A cosa punta questo atto missionario? Punta principalmente a 2 cose. La prima, per formare le menti delle persone, per quindi evangelizzare, catechizzare, conoscere la sana dottrina cattolica. E secondo, servono affinché gli uomini possano conformare sempre di più la propria vita secondo la volontà di Dio, secondo il Vangelo. E questa è una cosa importantissima, che si manifesta con il grande frutto di questa conversione, che è la confessione, nella quale le persone conformano la propria vita secondo la volontà di Dio, vivendo così in grazia di Dio.